Un intervento pilota, il primo del suo genere, realizzato in collaborazione tra enti regionali, il Consorzio delle Quattro Regole di San Pietro e Epta Costan, il cui sostegno finanziario cospicuo, 100.000 euro, e la volontà di restituire al territorio quanto ricevuto è stato fondamentale per l'avvio della riforestazione della Val Visdende. 650 gli ettari di bosco distrutti dalla tempesta Vaia, l'area rinnovata è pari a 10 ettari, proprio nell'epicentro degli schianti tra Col Caneva e Costa d'Antola. Tra giugno 2021 e settembre 2023 sono state messe a dimora oltre 23.000 piantine per ricostituire un bosco misto più resistente, ricercando la massima mescolanza delle essenze: larici, abeti rossi, faggi, sorbi degli uccellatori, aceri di monte e pini silvestri. L'obiettivo è quello di ricostituire quel fantastico bosco che c'era in Val Visdende, che ovviamente richiederà parecchi anni, ma insomma è un segnale forte. Io dico sempre: se le aziende crescono con i territori crescono con le aziende. Grazie al rimboschimento Epta Costan in Val Visdende, entro il 2042, secondo i dati elaborati dal Dipartimento TESAF dell'Università di Padova, si potrà raggiungere l'assorbimento di circa 497 tonnellate di carbonio, pari a 1.824 tonnellate di CO2. Ci teniamo appunto che l'azienda restituisca al territorio ciò che di cui gode, diciamo, e quindi questo progetto, come tanti altri nostri progetti, vanno in questo senso, cioè nel senso di restituire sotto forma di impegno nel sociale, nell'ambiente, in svariate iniziative che portiamo avanti con convinzione. Le piante messe a dimora sono state offerte da Veneto Agricoltura, che ha collaborato con la Direzione Foreste della Regione Veneto. La messa a dimora delle piante ha coinvolto anche le scuole del territorio e impegnato per 3 anni personale del Consorzio delle Quattro Regole di San Pietro. Abbiamo provveduto a fare il discorso manuale, che è non solo diciamo, i vari buchetti per mettere le piantine, ma anche sapere dove metterli. Vaia per voi è stato come un 11 settembre. Esagerando, sì, purtroppo Vaia per noi è stato, come dicevo, non dal punto di vista, per fortuna, di danni materiali, di danni a persone, però essendo che noi siamo vissuti là, viviamo là, il bosco fa parte di noi, e quindi vedere il nostro, una cosa ferita così, e la devastazione che c'è stata, tanti di noi sono rimasti molto male, per non dire qualcosa di peggio, diciamo.